intanto vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno presentato. Potrebbe bastare quello che è già stato detto. Vedo che il momento delle fotocopie funziona sempre. Sono 2 pagine, è piuttosto semplice, 2 pagine diverse. Bene, che foste indisciplinati lo sapevo già da una vita, ma sono contento di vedere che le cose rimangono invariate. Pochi anni fa in università a Milano, con Remo Caccitti, abbiamo fatto una commemorazione per il 45esimo anniversario del terremoto e lui ha esordito tra le prime battute dicendo: io sono carnico, per fortuna. E io so che questo significava tante cose, soprattutto per me che sono milanese. Grazie dell'ospitalità, grazie anche per avermi fatto sedere a questo posto, che so essere quello del sindaco. Ci starò in punta di piedi, però lasciatemi dire una cosa incoraggiante. Per proteggere il tavolo dal microfono è stato messo un panno che raffigura la lotta fra il gallo e la tartaruga, tra il bene e il male, e direi che è evocativo per le sedute di un consiglio comunale. Speriamo che si propenda sempre dalla parte giusta, è quello con le piume, quello buono, ecco. Va bene, ma la smetto. Che cosa siamo qui a fare? Che cosa spero che si riesca a fare anche nei prossimi 2 incontri? Beh, la prima cosa è esserci. Non io, non i 2 relatori, ma voi. Nel senso che, lo vedremo lungo tutto questo pomeriggio, il rischio di dimenticare fa parte della responsabilità della memoria. Non è inevitabile ricordarsi le cose di cui parleremo in questi giorni e non è inevitabile che rimangano. La memoria è un esercizio che costa fatica, che richiede impegno, risorse innanzitutto esistenziali. La dimenticanza è dietro l'angolo e ve lo dico specie in relazione al tempo in cui viviamo e ve lo dico da milanese. Io amo molto la mia città e nonostante non abbia l'età di Matusalemme, ho avuto modo di vedere negli ultimi decenni cambiare il volto della mia città, progressivamente divenuto sempre più simile all'insignificanza. È una città ricca, è una città prosperosa, promettente per l'avvenire, ma di fatto è una città che significa sempre di meno, che non ha più qualcosa in cui riconoscersi. Non è inevitabile dimenticarsi di chi si è. Non è che una storia vale a prescindere da chi la ricorda. Una storia vale solo se qualcuno si assume la briga di ricordarla, solo se qualcuno la porta avanti. Diversamente il destino di ogni storia è la dimenticanza. La memoria è ciò che ci contraddistingue rispetto agli animali. La memoria è qualcosa che dice della nostra intenzione di non lasciare scomparire nella morte ciò che la natura vorrebbe disgregare, dissipare. Remo Caccitti mi ha insegnato a usare questa affermazione di Ernesto De Martino, che definisce la civiltà come la potenza formale
di trasferire nel valore ciò che in natura corre verso la morte. È un lavoro però. La memoria è un lavoro e dunque è una responsabilità. Ma la memoria, se non serve a niente, è sterile. Ricordare le nozioni non è di grande aiuto. Sì, si fa bella figura con gli amici di quando in quando, ma non serve a molto. Quello che vorremmo fare in questi 3 incontri è mettere alla prova la memoria, vedere se ha valore oggi o se quello che stiamo facendo tutti insieme è solo spolverare il ricordo della nonna, della mamma, il vecchio strumento agricolo, la memoria dei tempi andati. La memoria in campo religioso, addirittura il memoriale, si misura nella sua efficacia nel tempo presente, nelle vite che si vivono. E così la domanda che ci accompagnerà sarà duplice. 1. Cosa significa essere aquileiesi? Quali erano le condizioni, le caratteristiche di questa rivendicazione? E 2. Oggi ha ancora senso esserlo? C'è modo di essere aquileiesi in questo tempo? E non vorrei che la domanda si limitasse al discorso religioso. Essere aquileiesi significa professare un cristianesimo. Aquileia guadagna un'identità esprimendo un paradigma cristiano suo. Su questo siamo tutti d'accordo. Ma noi viviamo in un tempo ampio e la domanda rischiosa che vorrei provare a porre a questo tempo è proprio se essere aquileiesi abbia significato anche fuori i confini della professione di fede. Come si anticipava? E perché queste domande? Perché porre queste domande a questo nostro testo? Beh, innanzitutto perché essere aquileiesi non è un'invenzione che facciamo noi. È un dato di fatto che la storia ci consegna. È esistita una comunità che era aquileiese. Badate, noi a Milano abbiamo costruito una traduzione su un uomo, Ambrogio di Milano. Figura importante, figura a tratti divisiva, figura certo irruente nella storia e decisiva nel suo scorrere. Ma ad Aquileia c'era molto di più. Se osserviamo i dati di cui disponiamo, si parte da Erma nella prima metà del II secolo e dal fratello Pio, che giungono a Roma, dove rivestono funzioni rilevanti in quella chiesa. Vescovo Pio, profeta Erma. E se ad Aquileia non ci fosse stata una comunità già riconoscibile, in che modo da Roma avrebbero potuto chiamare questa coppia di fratelli, evidentemente per risolvere dei problemi che avevano in casa? E poi Vittorino di Pettovio, e poi Fortunaziano, e poi Cromazio, e poi Rufino, e poi si potrebbe andare avanti. Io mi fermo a Rufino perché è da lì che prenderemo le nostre mosse. Ma quello che stiamo vedendo è una tradizione documentaria, non una tradizione che io cavo fuori con pinze arroventate alla storia, una tradizione come non ne ha un eguale in quell'epoca Roma. Quindi non è questione di essere di parte, come diceva il sindaco, è questione di elencare i documenti, uno vicino all'altro, senza particolari intonazioni. Ora, questa tradizione antica plasma un'identità che si rivela più forte dei marosi della storia, perché sopravvive a una delle fasi più complesse della storia, il passaggio tra antico, tardo antico e devo di mezzo. Dunque la domanda che noi ci poniamo non è rispetto ad alcune idee, ma rispetto a un'identità che c'era
che sussisteva, che la storia ci permette di descrivere. Ed è un'identità che motiva immediatamente, cioè senza mediazione, l'identità friulana. Non ha molto senso questa rivendicazione se si tagliano le radici. Certo, c'è l'elemento linguistico che è fondamentale, ma questo elemento è ciò che esprime una storia che inizia in questi luoghi. Per me è sempre un'emozione entrare in Basilica, perché è guardare negli occhi una storia che è ancora viva. Ora, per guardare queste radici si è scelto un punto di partenza. Il primo a documentare tali radici esplicitamente. La spiegazione del credo di Rufino. Testo che Rufino scrive fine quarto, inizi quinto, la datazione gioca di pochi anni, ma alla fine sembra che passino i secoli. In ogni caso, testo che Rufino scrive probabilmente per il primo vescovo di Concordia, che gli chiede che cosa? E questo è molto interessante. Un manuale che dica e spieghi cosa significa essere aquileiesi. C'è un passaggio di consegna. Per questo lo trovo un testo straordinario, perché appunto corrisponde al desiderio di confermare un'identità, spiegare noi chi siamo. E non tutto è diverso, ma certo ci sono degli elementi di differenza, elementi che Rufino esplicitamente menziona e indica. Queste sono cose nostre. E vi devo confessare che ho conosciuto solo ieri il Pievano di Aquileia, ma passando da Aquileia altre volte e avendo tutte i miei bravi precetti, noi a Milano siamo gente seria, li chiamiamo precetti, no? In modo poetico da osservare, andando a messa vedevo che qui si leggeva il credo di Aquileia e questo mi ha fatto molto piacere. Credo che non è interamente diverso, ma che ha degli elementi di differenza, che Rufino rivendica esplicitamente. E abbiamo deciso di partire da quegli elementi lì, che sono 3, uno per ogni incontro. Quello che chiederemo a questi pomeriggi sarà per un verso di capire cosa c'era di diverso e secondo di valutare. È materia utile o sono ricordi di famiglia che ci possiamo dimenticare? Si possono archiviare? Hanno finito di fare il loro corso? Mi piace anche notare una cosa che spesso non viene osservata. Uso una definizione di Giuseppe Laiti. Quando Rufino scrive la spiegazione del credo, ha alle spalle una vita molto lunga, che non è trascorsa principalmente ad Aquileia. E Laiti appunto presenta questa scrittura come un viaggio di ritorno, scrivere come viaggio di ritorno. Ed è impressionante quanto efficace sia questa definizione, perché il Rufino che scrive la spiegazione del credo è il Rufino che ha studiato Origene, che è stato in Oriente, che conosce quella teologia. Ma nella redazione della spiegazione del credo guarda costantemente altrove. Guarda quei caposaldi anche teologici propri della sua Chiesa. Dinanzi alle radici Rufino è come se mettesse da parte le sue specialità e anche questo è interessante. Così come è interessante questo primo articolo che dà il titolo alla nostra serata, a questo pomeriggio. Rivendicare accanto all'onnipotenza di Dio la sua invisibilità e impassibilità. Io uso questo termine che può essere equivoco. L'impassibilità vuol dire un Dio non
soggetto al patire, non indifferente, ma non soggetto al patire. È l'articolo che Rufino dei tre sbriga più velocemente. Possiamo leggere l'estratto dal testo sulle fotocopie. Lo leggi tu? Sì. Gabriele mi ha dato di tradursi velocissimamente, quindi non sei stato fedele a Rufino, se lo vedo proprio mi giudicare. Rufino spiega dal credo 5, 3 quadri. Integris de quile alle giuntat invisibile e impatibile. Allora, come che è stato tradotto, che l'impassibile abbiamo messo impatibile come termine tecnico, diciamo, non impassibile per fulano che si sbaglia. Si ha di sapere che questi due paraules non si chiamano dal simbolo dell'Eglise di Roma. Si è sicuro che quelli di noi sono stati giuntati per via di eresie di Sabelli, che questi giustamente li hanno definite patri passiane, per via che dichiara che proprio il pari alle nasciute vergine e sostiene che è lui che si fa visibile e alla patita in te chiaro, perché col fin di refutare un'empietà di che sorta riferita al pari, e questi svons e hanno giuntato questi sperabili, qualificanti il pari, invisibile e impatibile. È chiaro di fatto che il figlio non il pari, è stato nasciuto in te chiaro, e per via del suo nascita in te chiaro, il figlio si fa visibile e al patis. Ma perché che a riguardo della immortalità della divinità, che per lui è una sola identica col pari, su questo conto non crede invisibile e calpatis, né il pari, né il figlio, né il Spirito Santo. Per via che il figlio si è degnato di chiappare sulla chiara, lui in te chiara si è mostrato e era patito. Il profeta lo aveva già proferito, la Caldiis, che è all'ennesti Dio. Nessun altro non si può mettere a par di lui. Alla scoperta tutte le strade di conoscenza e date a Jacob, suo famiglia, e a Israele, il suo preferito, perché gli è comparito sulla terra e ha rivelato qui oms, profeta Baruch. Intanto è emozionante sentire la spiegazione del credo in friulano. Se è stata scritta per qualcuno, è stata scritta innanzitutto per voi. Ma al di là di questo vi prego di notare come nel paragrafo 3 per ben 3 volte Rufino insiste sul fatto che queste aggiunte sono nostre, apud nos, a nostris, i maioris aggiungono, è proprio qualcosa tipico di Aquileia, proprio di Aquileia, che Rufino rivendica. Ed è materia particolarmente delicata quando Rufino scrive, perché toccando la teologia del padre tocca un tema che in quegli anni, certo formalmente risolto per l'Occidente con il Concilio di Aquileia del 381, di fatto però rappresentava l'agenda della teologia soprattutto orientale, ma in realtà non solo, e cioè il tema dei rapporti tra il padre e il figlio, quello che conosciamo come disputa ariana. Ecco, toccare questi nodi era materia particolarmente delicata. E Rufino pone avanti a tutto l'origine di questa aggiunta. Origine che è stata più che bene, a mio giudizio, commentata da Guglielmo Biasutti. Quando scrive: ritengo assai rilevante precisare che c'è una notevole differenza tra il patripassianismo primitivo e il sabellianismo propriamente detto. Il primo si interessa solo dei rapporti tra padre e figlio, mentre il secondo fa posto nella sua elucubrazione anche allo Spirito Santo. Ora è evidente che in Aquileia si introdussero i due attributi nel quadro del patripassianismo primordiale. Parole difficili
la faccio molto breve e vi spiego perché queste notazioni sono importanti. Dopo il primigenio annuncio del Vangelo si iniziano a porre dei problemi. Il Vangelo, che nella sua essenza si limita a riconoscere in Gesù il Cristo, cioè il Messia atteso dalle Scritture, ben presto attribuisce a questa figura messianica anche un ruolo propriamente teologico, una costituzione propriamente teologica, una figliolanza di Dio che diventa già nella letteratura proto-cristiana l'argomento della riflessione. Ora, dire che Gesù è figlio di Dio crea problemi in ordine al ruolo e a quello che è capitato nella sua vita. Al ruolo: se è per mezzo di Gesù che si compie la storia, che viene annunciata la salvezza, allora una funzione propriamente divina viene svolta da qualcuno che di fatto si presenta come uomo. Da qui una risposta, come dire, brusca, che possiamo dire di sapore giudaico, per cui sì, le scritture si sono compiute, sì, è stato offerto il sacrificio perfetto nella croce di Gesù, ma perché tale fosse doveva essere offerto non da un uomo ma dal Padre in persona. Il Padre ha patito, il Padre ha sofferto sulla croce. È l'obiezione appunto che riceverà poi il nome di patripassiano. Per altro verso, in ambito greco si dà un altro problema: com'è possibile affermare che la deità o qualcosa di divino abbia subito, abbia sofferto? Da qui un'altra soluzione teologica: tutto ciò è avvenuto solo in apparenza, il docetismo. Quello che è rilevante è che se la prima tiene di una cultura giudaica, la seconda tiene di una cultura, diciamo così, ellenistica. Pone un problema più vicino alla teoresi latamente platonica della divinità. L'obiezione cosiddetta patripassiana, viceversa, richiama la centralità sull'azione del Padre. Poi si svilupperà, cambierà formulazioni, eccetera, ma è interessante che siamo in un ambito di ascendenza, Danielò avrebbe detto, giudaico-cristiana. Siamo più vicini alla cultura religiosa di quelli che per primi hanno annunciato il Vangelo, gli apostoli di Gesù. Gesù e i suoi apostoli erano giudei di formazione. Ovviamente questa posizione, è il Padre ad avere sacrificato se stesso sulla croce, non può funzionare perché nega la figura di Gesù. Da qui la risposta: il Padre non ha patito. Da qui questa definizione che abbiamo detto. Qual è il punto? Il punto è che questa formulazione così brusca, lo nota Biasutti, è una formulazione antica, perché anche i cosiddetti patripassiani piano piano cambiano opinione, rendono la loro idea teologicamente più digeribile. Ad Aquileia però si risponde a quella prima formulazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che quello che rimane incastonato nel credo di Aquileia è la risposta emersa negli stadi iniziali di questa disputa. Vuol dire che ad Aquileia c'era già il cristianesimo quando si pone questa questione, ed era un cristianesimo talmente radicato da avere al suo interno opinioni diverse. Spero mi seguiate. Questo ci dice che ad Aquileia il cristianesimo c'è sicuramente già nella prima metà del secondo secolo. Prima metà del secondo secolo vuol dire che siamo di fronte a un cristianesimo apostolico. Vuol dire che ad Aquileia radica un cristianesimo non paolino,
ma contemporaneo alla missione dei primi apostoli. E il fatto che ad Aquileia non vi sia traccia della disputa docetistica, ma solo di quella coi patripassiani, ci fa anche dire che chi ha predicato qui probabilmente era un missionario proto-cristiano della prima generazione, proveniente da una tradizione fortemente giudaica. E trovo una conferma a questa radice giudaica, che vuol dire siamo proprio indietro, siamo proprio agli albori. Non è ancora stata rimasticata del tutto la novità del Vangelo, perché viene professata in termini e dentro un modo di vedere le cose ancora molto vicino al giudaismo. Trovo conferma questo nel fatto che ad Aquileia non si aggiunge solo la parola impatibile o impassibile, ma se ne mette un'altra, invisibile. Che bisogno ce n'era? Secondo me l'esigenza di questa doppia aggiunta dipende dal fatto che ad Aquileia si vogliono salvare due aspetti del monoteismo giudaico. Non semplicemente la distinzione tra il padre e il figlio. È Gesù, il Cristo, colui che sulla croce ha compiuto tutta l'alleanza. Non solo questo, ma anche parlando del padre, si vogliono salvare, accanto alla distinzione rispetto al figlio, due caratteri: l'onnipotenza e la trascendenza. Sono due caratteri complessi, soprattutto nella lettura del Primo Testamento. Sono due caratteri, che come ogni altra formulazione teologica nel Primo Testamento vengono più evocati che non definiti. Noi siamo abituati a un pensiero descrittivo, no? Cioè causa, effetto, l'effetto e la causa vengono perfettamente delineati. Le scritture non funzionano così. Le scritture, soprattutto il Primo Testamento, ma in realtà anche il Nuovo, hanno più un intento evocativo, come una poesia. Parlano evocando, non descrivendo. E così vale anche per questi due caratteri, trascendenza e onnipotenza. In che senso Yahweh è trascendente? In che senso si può definire in questi termini? Sento rumori vari ed eventuali di guerra. Proviamo a leggere il brano di Esodo che c'è nel nostro fascicolo. Dal libro dall'Esodo, capitolo 33. Ogni volta che Mosè arrivava via le tende, tutto il popolo arrivava su e ognuno si metteva sulla porta delle sue tende e attingeva di voi Mosè, finché mai che rientra le tende. Ogni volta Mosè rientrava le tende, la colonna di Nur e veniva giù, si fermava sulle entrate delle tende e il Signore favelava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di Nur ferme sulle entrate delle tende e tutti andavano in su e si buttavano in quella muse partiere, ognuno denante sua tende. Il Signore trattava con Mosè, muse a muse, preciso che un uomo al discorso con suo amico. Poi al tornare dal campamento, ma sua famiglia Giosuè, figlio di Nun, un fantasciut, stava sempre dentro le tende. Mosè favelà al Signore così: Viodmo, tu mi dici, me ne so che stai in, e non tu mi fai sapere se tu veniras con me. Tu vi spordit, io ti conosco per nome e ti aggrado. Se allora tu mi sagrada, mostrami la tua strada in modo che ti conosci e che io seppi che tu mi sei di buone bande.
e tenga mens anche che spocul, care la to giernasie. E il Signore rispondè, o vignerai io in persone e te la sarai polsa. Disse al Mosè, se tu vignis tu in persone, non sto neanche fammi lassù, me di chi? Ci vuoi fare io di far sapere che tu mi has aggradat, me e il mio popolo? Dove tu vigneras su con noi? No mo. Dove così io e il tuo popolo o saremo a parte di tutti i popoli di questo mondo? Il Signore disse a Mosè, o farei anche mo ciò che tu mi hai detto, perché che ti hai aggradato, ti conosco per noi. E disse, mostrami per piacere la tua gloria. E rispose, o farei passare dinanzi di te tutto il mio splendore e o nominerai dinanzi di te il nome del Signore. Io i perdoni a di quel che o voi perdonai, io i dur di quel che o voi vedur di lui. Ma però disse, non tu puoi vedere la mia muse, perché l'uomo non può vedere me e resta in vita. Il Signore aggiunta, ve chiunque può togliere di me, tutto resterà sulla creta. Quando e passerà la mia gloria, io ti metterai in una fressura di creta e ti ponerai con la mano finché mai che non sarai passato. Subito dopo otterrai via la mano e tu potrai vedermi in schiena, ma la muse non tu puoi vedere. Un brano bellissimo, alcuni hanno detto che è più un corteggiamento, no? Non chiedere, non ricevere, chiedere di nuovo, ma è soprattutto un brano che ci dà l'esasperazione del biblista quando studia queste cose, perché è un brano splendido da ascoltare, contraddittorio in se stesso. Inizia dicendoci che il Signore trattava con Mosè muse a muse e finisce dicendoci che Yahweh afferma con Mosè che sì, concederà di conoscere il nome, ma figurati, ma la muse no. E allora? Noi siamo abituati a un'idea affermativa dei concetti, poi così, poi colà, poi è trascendente, poi non è trascendente. Il Primo Testamento non funziona così, evoca. Quella di Yahweh è una trascendenza presente, Yahweh non è mai del tutto distante. Così come è proprio del Primo Testamento affermare la trascendenza di Yahweh, ma al tempo stesso dire agli uomini: cercate il Signore e la sua potenza, ricercate sempre il suo volto. La richiesta è quella di andare contro una condizione della divinità. E c'è questa splendida indicazione nel libro di Tobia: convertitevi a Lui con tutto il cuore e con tutta l'anima per fare la giustizia davanti a Lui. Questo è un invito, direte voi, sempre quello. Ma è come prosegue il versetto. Allora egli si convertirà a voi e non vi nasconderà il suo volto. È una distanza, quella dettata dalla trascendenza biblica, che può essere superata e che Yahweh desidera superare. Ma è un requisito. È un requisito che nel credo di Aquileia viene consolidato con quell'affermazione dell'invisibilità di Dio, che aggiunge qualcosa alla risposta sulla passione e che è un qualcosa che ci riporta alla coscienza delle origini, a questa coscienza ancora giudaica nell'affermazione del Vangelo. E poi certo c'è il tratto di questa impossibilità di un Dio che patisce e che naturalmente assume un carattere di onnipotenza. Colui che è potente non può patire.
Colui che è potente di tutto non può patire. Il Figlio, in ragione dell'incarnazione, ha patito, ma quanto alla deità, no. Certamente il Padre è onnipotente, invisibile e impatibile. Leggerete poi secondo lungo estratto che vi ho proposto. È un bellissimo passo di Giobbe in cui si descrive l'origine dell'onnipotenza di Dio. Dio è onnipotente perché è creatore di tutto ed è in questa funzione, è in questo ruolo che si determina la sua potenza su tutto. Ed è interessante vedere come nel libro di Giobbe questa funzione creatrice si esprime attraverso la coscienza di tutto ciò che esiste. Ma non ne abbiamo tempo, perché sennò non facciamo neanche metà di quel che pensavo. Il punto però è questo, che la prima specificità del credo di Aquileia è consolidare, rafforzare l'affermazione di un Dio onnipotente. Queste due espressioni, invisibile e impatibile, stanno lì a cornice, puntello, piedistallo, scegliete voi, dell'affermazione dell'onnipotenza di Dio, che pure è presente ovviamente nel credo. E la domanda che mi sorgeva leggendo queste cose era: ma oggi che cosa ce ne facciamo? Ed era una domanda che ovviamente non rivolgo principalmente alla teologia. Ne esce una teologia molto solida, fortemente ancorata nella tradizione giudaica e addirittura nei grandi caposaldi della tradizione prototestamentaria, cioè abbiamo ad Aquileia un cristianesimo conservativo della matrice giudaica. Ma la domanda che mi volevo porre, che mi ponevo, è: ma oggi siamo nel XXI secolo? Parliamoci chiaramente. Al di là della nozione, ce ne viene ancora qualcosa? Ha senso dichiararsi eredi di questa roba? E pongo la domanda tenendo sotto gli occhi il mondo in cui viviamo. Innanzitutto dal punto di vista religioso. Ormai è da decenni che si è fatta una splendida teologia della secolarizzazione. Cioè si è preso atto formalmente che la città, il mondo, non è più un mondo cristiano. E che ormai il cristiano non è più come un bambino puntellato in tutta la sua vita da ciò che il mondo fa. Ormai per essere cristiani si deve essere adulti. Di più ancora, il mondo sta cambiando, sta diventando sempre di più città globale e ha le esigenze, i ritmi, i tempi della città. Cosa fa il cristiano in mezzo alla città? Sono gli spunti di Dietrich Bonhoeffer e di Harvey Cox, due teologi della secolarizzazione. Il secondo arriverà a concepire per il cristiano il ruolo del folle, di colui che ormai non è più capito dal mondo. E al di là degli esiti puntuali che questi due teologi di fatto identificano, ma la realtà è che il mondo sembra respingente di queste cose. Io mi immagino, se stasera doveste provare a riferire di queste chiacchiere con gli amici, probabilmente che vabbè, ma parliamo di cose serie, dai, torniamo. Cosa sono queste cose? Che valore hanno? Ecco, secondo me questo non dipende solo dalla marginalità in cui il cristianesimo si viene a trovare, una marginalità che Bonhoeffer considera preziosa, considera un luogo ideale per il cristiano dove stare. Non è tanto questo, ma è che viviamo in un tempo
che ha rinunciato a idee forti. Si parla di pensiero debole, opportunamente. È una rivoluzione nel pensiero. È la rinuncia a idee troppo rilevanti, troppo monolitiche. Banalizzo i termini, naturalmente, ma è un'esigenza che ha anche delle ragioni. Dopo il Novecento, dopo la scia di sangue del Novecento, con quelle idee forti, con quelle idee totalitarie, con quelle idee che in politica portarono allo stato etico, lo stato che si fa promotore del significato delle cose. Dopo il tracollo del Novecento si è preferito rivolgersi a pensieri deboli. E qui penso comincerete a capire dove voglio andare a parare. Essere aquileiesi oggi, dal punto di vista culturale, significa avere il coraggio di rilanciare idee forti, non necessariamente quella dell'invisibilità e dell'impatibilità di Dio. Per chi è cristiano, certo, queste sono ottime idee da rilanciare, ma l'eredità aquileiese è rivendicabile anche da chi non ha la fortuna della professione religiosa e che sul fronte della cultura in cui viviamo si traduce esattamente in questo, nel porre in questione l'esigenza di un pensiero debole, nel mettere in dubbio che gli unici discorsi che possiamo fare sono quelli che dominiamo con la nostra misura individuale. Il pensiero debole è stato scritto, si è trasformato in una somma di pensieri deboli. Il pensiero debole si è trasformato per molti nella prigionia in sistemi effimeri. E se c'è una verità che possiamo sperimentare guardandoci intorno è proprio questa. E allora conviene risalire alle radici domandandoci se le idee forti sono necessariamente delle minacce. Lo sono state. Il Novecento, con le sue idee, è stata una minaccia. Ma proporre un'idea forte significa minacciare? Per convivere è necessario avere solo idee deboli? Guardate che la debolezza delle idee non ha determinato uno stato, un'epoca culturalmente squisita. Non so se ve ne siete accorti, ma il tempo in cui viviamo, che naviga in questa grande vasca delle palline dove ognuno mette la sua piccola pallina, è un'epoca di disorientamento, è un'epoca che ha abbandonato quelli che il mio maestro Remo Caciti chiamava i valori umanistici e spirituali dell'esistenza. E qui proviamo a declinare allora quelle due specifiche. Togliamole dal loro ambito esclusivamente religioso, ma prendiamo i concetti che recano, la trascendenza. In un mondo post-secolare si può ancora parlare di trascendenza, esiste ancora qualcosa di trascendente. E pongo la domanda perché viviamo in un'epoca che ha superato e che si è nutrita della fenomenologia. Chi non ha pratica con la filosofia, questo è il nome di una corrente di pensiero che di fatto afferma che nulla è conoscibile in maniera autentica, pura, in sé per sé. Tutto assume significato in relazione a chi lo conosce, il che vuol dire di fatto porre le premesse di un relativismo assoluto. Se tutto vale nella misura in cui io lo capisco, in cui ciascuno lo capisce, nessuno sarà mai in grado di conoscere pienamente.
Quando Edmund Husserl pone un tema trascendente nel suo sistema, dice che l'unica cosa trascendente può essere il conoscere che pensa al conoscere. Per il resto non vi è nulla. E questo è uno sprofondo di fatto nella dimensione addirittura individualistica della storia e della vita. Aquileia nel V secolo rivendica, quando il tema, grazie al cielo, non era più così forte in agenda, rivendica innanzitutto un Dio trascendente. Guardate che non è un'operazione piccola e insignificante, perché identificarsi in quel credo che proprio con queste parole aveva avvio, con queste prime parole relative al Padre aveva avvio, significava innanzitutto dire: io sono quello che è capace di far dipendere la propria vita da un perfetto trascendente. Sono capace di avere un'identità che non ha bisogno di confermarsi nella misura di quello che ho d'attorno. La mia identità è più forte dell'esigenza della prova, è più forte dell'esigenza della verifica, cioè è più forte di tutto. Il mio modo d'essere, che non è impositivo, non è un modo d'essere che vuole travalicare gli altri, il mio modo d'essere sa stare anche fuori dall'aritmetica delle prove. Guardate che è una posizione straordinariamente forte. È una posizione straordinariamente autorevole. Confrontatevi col mondo da cui proveniamo e in cui torniamo. Essere capaci di questo vuol dire non essere violenti nelle proprie idee, ma essere liberi di fronte alle esigenze che ogni dipendenza dall'altro determina. Avere il coraggio di riconoscere una trascendenza, di saper dare un'idea forte che io non devo sperimentare, misurare, fissare in un'aritmetica dell'evidenza. Sapersi identificare con questo significa saper essere autorevoli. E nel mondo culturale, non religioso, culturale in cui viviamo, questo rappresenta un'opzione forte come una rivoluzione cartesiana. Solo in senso inverso. Non è nel mio atto di pensare che riconosco di esistere, ma so avere la certezza che esiste anche qualcosa che io non so provare, che io non so determinare. E che ci sia una fame, vorrei dire, disperata di trascendenza, lo vediamo attorno a noi, il fuggire da tutto, fuggire dalla routine, fuggire dal quotidiano, la pausa, la sosta, il bello, è tutto visto come evasione. Il mondo in cui ci troviamo è un mondo che ci invita a evadere, ad andare altrove, ma che non ha il coraggio di proporre trascendenze. Capite quanto un aquileiese oggi avrebbe da dire? Capite quanto questa sia una posizione forte culturalmente, rilevante sull'agenda della cultura del nostro tempo. E poi il tema dell'onnipotenza. E qui voglio richiamare quello che secondo me è stato il più grande dei tre fondatori della psicoanalisi, Alfred Adler, che insieme a Freud e Jung è considerato uno dei tre caposaldi, che situa l'origine della nevrosi, uso questi termini chiaramente superati, in quello che lui chiama il sentimento di impotenza. C'è un'epoca più della nostra che vive di sentimenti di impotenza, e non mi riferisco all'atto sessuale naturalmente, che pure, mi riferisco all'impotenza economica, all'impotenza sociale, all'impotenza del riconoscimento altrui,
in un mondo che vorrebbe essere capace di potenza, sperimentiamo quotidianamente questa sensazione. Si può in questo mondo parlare ancora di onnipotenza? Perché l'onnipotenza di Dio, vedete, non è un predicato teologico che sta bene a lui. L'onnipotenza di Dio è la premessa della sua giustizia, è la premessa del suo regno. Professare un Dio onnipotente significava professare un Dio capace di portare giustizia, capace di rigirare la storia come un guanto. Quell'onnipotenza non stava in mezzo alle stelle, ma era la garanzia che persino la storia poteva essere redenta. Si ha il coraggio di una posizione del genere nel nostro tempo? Si ha il coraggio della giustizia di fronte a una storia ingiusta? Là dove siamo tutti più realisti del re in ogni circostanza, per cui sì, sarebbe bello se, ma cosa vuoi? Come si fa? Chi può farlo? L'onnipotenza di Dio, che ad Aquileia era blindata al principio della professione di fede, aveva questa funzione: dipendeva dall'affermazione di un Dio creatore, ma si dischiudeva sul ritorno escatologico di Dio. La storia con le sue ingiustizie non è la parola autentica. Nella cultura del nostro tempo anche questo è un tratto dirompente. È come una bomba a mano buttata in uno stagno. Magari non farà bene, ma degli effetti ce li ha sicuramente. E poi ancora un'onnipotenza che non è individuale, che non è il superuomo che adesso è diventato l'uomo tecnologico, l'uomo che si fa impiantare microchip, l'uomo che con esoscheletri supera la sua forza. Non è quella la strada dell'onnipotenza, non è la misura dell'uomo l'onnipotenza di cui parlano gli aquileiesi. L'uomo non è destinato all'onnipotenza, ma la sa riconoscere. Ora io necessariamente ho banalizzato, semplificato molte delle parole che vi ho proposto oggi. Chiunque abbia una scolarità alta nell'ambito della storia del pensiero filosofico occidentale potrà obiettare su alcune delle riduzioni che io ho proposto. E indubbiamente il nostro mondo è più complesso delle poche indicazioni che vi ho dato, ma quello che volevo fare oggi non era risolvere il problema del futuro, ma era domandarmi se ci fosse posto per questa identità nel tempo in cui viviamo. Se questa identità, a partire da questi temi apparentemente così lontani, avesse o meno diritto d'asilo nel nostro tempo e avesse o meno qualcosa da dire al tempo in cui viviamo. Il mio compito non era stabilire cosa dire al mondo in cui viviamo, ma chiedermi se il mondo di oggi avesse ancora bisogno di aquileiesi. E vedete, non ho scelto la via semplice del dibattito religioso e teologico, lì è fin troppo facile. Ho dilatato la questione per renderla accessibile a tutti. E ci tengo a sottolineare che questo non è tutto il patrimonio di Aquileia, dell'Aquileia cristiana. Questo è solo una occasione di investimento di quel patrimonio. È solo un modo di dire che se lo si fa con coscienza e con consapevolezza, dire oggi io sono friulano può indicare molto di più del frico, del prosciutto, di non so che diavolo. Può significare proporre un'alternativa al dibattito, proporre un modello culturale forte da far dialogare con gli altri, senza dubbio.
siamo per le verità esclusive, ma certamente non stiamo parlando di una cultura debole, certamente non stiamo parlando di una cultura arresa al limite delle persone e nemmeno arresa al limite delle culture. Stiamo parlando di un modello, un modo di essere coraggioso, autorevole, che pur conoscendo i fallimenti non si maschera dietro essi. Mi ero ripromesso di parlarvi di meno, per cui mi fermo. Però vorrei che questi 3 incontri, il senso con cui Gleisi Furlani li ha portati, fosse considerato interamente. Al di là delle ragioni, e si poteva dire molto di più su questi temi, al di là delle ragioni nell'antico, al di là del significato che questi temi hanno in origine, oggi rappresentano valore, oggi rappresentano un'occasione, oggi possono essere investiti per trovare un posto nel mondo, per stare immersi ma non dispersi nel mondo in cui ci troviamo. Grazie.